Il tavolo di lavoro su architettura e urbanistica di Bosco Regione sta già lavorando su dei casi di studio particolari in determinate aree per applicare questa nuova modalità progettuale. Quali sono queste aree della Regione e in particolare che cosa proponete per Udine? Questa regione ci offre un campionario di case di piccole, medie, grandi città, di infrastrutture, di aree di costa o di aree di collina molto diversificato e quindi ogni condizione merita un'attenzione particolare. Per Udine il tema è, credo, quello di ricostituire le frange urbane. Udine è cresciuta in modo molto disordinato negli ultimi 30-40 anni. Lavorare col bosco, lavorare con gli spazi aperti e non più con gli spazi costruiti comporta il fatto di provare a costruire attorno a Udine una grande area boscata, una grande forestazione che in qualche modo ne delimiti anche simbolicamente l'identità, la dimensione e il carattere, diciamo, urbano. Proporrete questo anche all'amministrazione civica? Proponiamo questo all'opinione pubblica, alla società, alla politica, a tutti quelli che possono diciamo, aiutarci a portare avanti questo progetto. Il senso di Cantiere Friuli è aprire alla città, aprire alla regione un dialogo. L'università cerca di offrire le sue competenze, ma è cosciente che non può andare avanti da sola. I progetti hanno bisogno di essere accompagnati, sposati e bisogna crederci.